Buongiorno di nuovo, siamo qui con l'apertura di questo approfondimento, un'oretta ancora insieme, un approfondimento dedicato alla sanità, ai temi della sanità. Oggi parleremo di radiologia, parleremo di prevenzione. In questo senso lo facciamo con Luca Cancian, direttore della radiologia dell'ospedale di Conegliano Vittorio Veneto. Grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi, grazie dell'invito. Grazie a lei. Insomma, la radiologia è un reparto importante degli ospedali perché si occupa di tenere monitorati anche spesso l'andamento di diverse malattie e dai dati che ci arrivano in questi ultimi anni, soprattutto dal post-Covid in cui sostanzialmente le visite e i controlli si erano fermati o comunque molto diminuiti, si sono create queste liste d'attesa. Lei si occupa principalmente dello ospedale di Conegliano a Vittorio Veneto. Intanto come sta andando la situazione? È diventato direttore da non moltissimo, da qualche mese, però era previsto un piano di implementazione importante di visite e anche di personale impiegato. Assolutamente, abbiamo fatto il punto proprio anche questa mattina e diciamo che dal punto di vista delle liste d'attesa stanno calando in maniera significativa. C'è ancora del lavoro da fare e stiamo mettendo a punto delle strategie soprattutto per la presa in carico dei pazienti, cioè quei pazienti che entrano nel percorso diagnostico-terapeutico e la nostra volontà è che non vadano più in cerca di un posto per fare un esame, una visita, un approfondimento, ma saremo noi stessi dall'ospedale che gli procuriamo il posto. Questo è l'obiettivo. Sulle liste d'attesa le B sono sicuramente ormai soddisfatte. Le priorità, sapete che ci sono delle priorità che si quantificano in giorni, no? Da quando viene presentata l'impegnativa. Le D e le P sono diciamo in calo, quindi questo ci soddisfa molto. Questo è dovuto allo sforzo sicuramente della Regione e dell'ULSS 2. Per quanto riguarda il distretto Conegliano Vittorio, come avevo anche annunciato quando ci siamo visti nell'insediamento, abbiamo aperto la possibilità di fare esami ambulatoriali anche tutta la giornata di sabato e questo sicuramente ha dato un impulso. Questo grazie ovviamente ai fondi che possono arrivare aggiuntivi per far aprire durante... assolutamente, perché si parla comunque di personale che continua a mancare, nel senso che dovete spesso chiedere delle ore in più a degli straordinari. Degli straordinari per poter far fronte alla carenza di personale. Adesso il 3 di febbraio arriva una dottoressa a Conegliano, quindi siamo molto contenti di questo. E ci sarà un incremento previsto dal 2026 di personale medico. Il problema adesso comincia un po' a andare verso gli infermieri, però insomma ci sono molte azioni che stiamo facendo. Si attende anche la fine del 2025, inizio 2026 per i neolaureati, quindi insomma vedremo sì, lo dice con speranza o con trepidante attesa? Con trepidante attesa, devo dire che comunque i nuovi medici sono veramente molto preparati, questo è una cosa che mi piace molto, sono veramente in gamba, preparati, hanno tanta voglia di impegnarsi e di applicare tutto quello che hanno imparato nella pratica. Direttore, dunque andiamo nello specifico. Intanto ricordo, lo vedete in sovraimpressione proprio sopra di me, il numero 0422 16 28 33 2, lo leggo perché non lo ricordo a memoria. Se volete intervenire, ovviamente qualsiasi dubbio, chiarimento o domanda che possiamo fare al professore, approfittiamo della sua presenza. Dunque, direttore di radiologia, una radiologia moderna, si parla oggi di radiologia moderna, l'Italia è un paese all'avanguardia. Chiedo anche ai colleghi della regia se riescono a farci vedere il PDF che abbiamo preparato. Sì, ma questa prima immagine che è presa dal Congresso Europeo di Radiologia che verrà svolto a Vienna a fine febbraio è un po' provocatoria, no? Cioè, ci dà un'immagine diversa dalla classica immagine del medico, della sanità. La radiologia va intesa in modo diverso, in modo moderno appunto. Moderno vuol dire, come sta dicendo lei, sulla tecnologia, che sicuramente è una punta di diamante in Veneto. Con il nuovo PNRR abbiamo cambiato moltissime attrezzature, rinnovandole, e quindi siamo dotati negli ospedali veneti di una tecnologia avanzata e questo è ovviamente fondamentale.
Ma radiologia moderna vuol dire anche un approccio nuovo alla radiologia. Come lei ha accennato in apertura di trasmissione, in radiologia passano tutti, no? Certo. Quindi diventa un punto di confluenza di tutti i reparti, degli esterni e di smistamento. Per cui una radiologia che si prenda carico del paziente e che ragioni per percorsi. Questo ci permetterà di ottimizzare la quantità di possibilità diagnostiche che abbiamo, perché è vero che ne abbiamo tante, ma vanno gestite bene, perché altrimenti diventa un cosiddetto accanimento diagnostico che non va bene per il paziente. Per cui una radiologia moderna che vede il paziente accompagnato dai radiologi e dai clinici che lo seguono in maniera corretta nelle sue varie tappe diagnostiche o di follow-up successivi ai trattamenti. Certo. Quindi questo si intende. Ricordiamoci, ed è nella diapositiva dopo se vogliamo farla Certo. vedere, che l'Italia ha un'aspettativa di vita molto alta. Noi abbiamo 82 anni circa di aspettativa di vita, maschi e femmine, le donne vivono per fortuna un po' di più, dico per fortuna per noi maschietti perché ci date una mano ad affrontare tutte le difficoltà che abbiamo, contro i 76 anni dell'Europa, della media europea. Questo vuol dire che la sanità sicuramente italiana ha un ruolo importante nel garantire questa salute dei nostri cittadini, sia dal punto di vista prevenzione sia di cura. Quali sono però le sfide che ci aspettano? Assolutamente. Questo è molto importante da dire. Se noi vediamo appunto la diapositiva successiva, vediamo che i grandi big killer sono le patologie cardiovascolari, che sono in realtà la prima causa di morte a livello europeo e anche italiano. Resta comunque questa. Resta questa. Okay. Comprendiamo dentro le patologie cardiovascolari anche gli eventi ischemici tipo l'ictus. Okay. La seconda causa di morte sono le neoplasie, quindi i nostri due grandi big killer sono questi. Poi abbiamo una serie di altre patologie, insomma, variegate. Quindi le nostre sfide principali sono andare a prevenire e fare una diagnosi precoce di questo tipo di patologie, perché sappiamo che prima le diagnostichiamo e maggiore la sopravvivenza. Dalle percentuali vedo un 30% e mezzo più o meno cardiovascolare, esatto, sì. Però l'insorgenza di tumori si sta avvicinando molto. Sì, si sta avvicinando molto. È in rapida crescita. Cosa può, anche nella sua esperienza di medico radiologo, cosa sta vedendo in questo senso in questi ultimi anni nel suo lavoro? Vediamo delle diagnosi purtroppo sempre più in età giovane. Okay. Questo è dovuto sia all'incidenza della malattia sicuramente, ma anche alla capacità nostra di fare diagnosi molto, molto precocemente. Per cui noi oggi come oggi riusciamo a diagnosticare una neoplasia quando è sotto il centimetro di dimensioni, per cui abbiamo un'accuratezza diagnostica importante e per questo troviamo neoplasie in età molto, molto più giovani di anni fa. Ma questo ci dà una chance di cura maggiore. Alcune neoplasie sono in crescita, purtroppo il pancreas si sta vedendo sempre maggiore l'incidenza di questo tipo di tumore, che ha una mortalità tuttora purtroppo elevata rispetto ad altri tipi di neoplasie, e lì sono poi degli studi genetici che ci sono, che si stanno facendo per capire come mai questa incidenza sta aumentando. Vedete questo aumento nel territorio nazionale, in Europa, nel mondo? Lei che ha un po' un osservatorio privilegiato in questo senso. Diciamo che quello che noi vediamo nel territorio nazionale poi si rispecchia un po' in Europa. Okay. L'Italia la possiamo anche dividere tra nord e sud, perché in realtà al nord abbiamo delle incidenze leggermente più basse, perché sappiamo che lo stile di vita impatta molto, la salubrità di dove viviamo impatta molto sulla prevenzione primaria, questo. Però insomma sono percentuali che ritroviamo anche a livello internazionale. Ok. Dunque, dicevamo appunto le sfide da affrontare, dove eravamo rimasti, quali sono? Quindi se noi individuiamo in questi due grandi capitoli, cioè la parte cardiovascolare e la parte oncologica come delle sfide, andiamo un po' a vedere la radiologia cosa ci può dare, quali sono le novità emergenti in radiologia che ci possono aiutare a combattere questo tipo di problematiche. Se andiamo a vedere
sulla diapositiva prossima il campo oncologico, queste sono le curve di incidenza uomo-donna e notiamo come cosa importante che la curva comincia ad impennarsi, cioè l'incidenza aumenta dai 50 anni, 45 anni in su. Questo è un dato importante perché ci dice, guarda che da quell'età lì cominciamo a fare una diagnosi precoce. Ecco perché lo screening della mammella iniziava intorno agli anni a 50 anni per la donna, adesso è stato anticipato, come vedremo in una diapositiva più avanti, ai 45, perché abbiamo visto che essendoci questa impennata di incidenza in quel momento lì d'età, noi lo dobbiamo intercettare il più presto possibile, in modo che diventi curabile la persona. Quindi, vabbè, poi parleremo dettagliatamente di prevenzione, esatto, insomma, esatto. Le sfide da affrontare le abbiamo intuite, le abbiamo capite e che tipo di metodi si usano per affrontare queste sfide? Beh, allora abbiamo tante possibilità e come dicevo prima vanno messe in ordine corretto per avere la massima efficacia da ognuna di loro. Oltre la clinica, che è la cosa sempre da ricordarci, cioè il rapporto medico-paziente dove c'è la visita del medico, questo è un caposaldo. Il paziente poi oggi come oggi è molto più edotto sulla sua salute, per cui anni fa si vedevano situazioni dove la patologia andava avanti perché il paziente non si presentava neanche dal medico, adesso invece c'è molta più attenzione, quindi una valutazione clinica è il primo passo. Dal punto di vista radiologico noi abbiamo tante possibilità che le possiamo, diciamo, tradurre in metodiche che sono l'ecografia, che tutti conoscono immagino, certo, che utilizza ultrasuoni, quindi è assolutamente innocua per il corpo umano. Poi abbiamo la risonanza che utilizza invece dei campi magnetici, anche lì innocua per l'essere umano. La TAC che utilizza invece radiazioni un po' più importanti e la parte, diciamo, radiologica, tra cui rientra la mammografia che è, diciamo, il caposaldo dello screening e della prevenzione del tumore alla mammella. Certo. E poi andremo a vederle queste metodiche. Ok, andremo una ad una. Qui volevo far vedere anche ai telespettatori da casa, stavamo parlando appunto dell'incidenza dei tumori nel maschi, negli uomini, nelle donne. Abbiamo qui invece rappresentato il tasso di mortalità. Questa è una curva molto interessante che ci dà molta speranza, perché vedete negli ultimi 15 anni come la curva di mortalità sia in calo, sia nel sesso femminile che maschile, per cui vuol dire che quello che stiamo facendo porta dei risultati. D'altronde rispecchia gli 82 anni di vita media prevista, no? Certo. Quindi riusciamo con tutte queste azioni che partono dallo stile di vita, dall'alimentazione, arrivano poi alla diagnosi precoce e alla cura sempre più personalizzata, a portare dei risultati veramente importanti. Ci sono stati in questi ultimi 15 anni anche dei grandissimi passi avanti sia a livello di conoscenze che di tecnologie per affrontare questo tipo di malattie. Sì. C'è un incremento tecnologico per la diagnosi, ma c'è un incremento anche nella terapia ovviamente e sempre di più stiamo andando verso una terapia appunto cosiddetta personalizzata, dove andiamo a guardare le caratteristiche della lesione intrinseche e abbiamo dei farmaci mirati per ogni tipo di caratteristica che questa lesione esprime, cercando di dare il meno danno possibile al paziente. Certo. E questo siamo all'inizio di questo, sarà sempre di più e la radiologia in questo gioca un ruolo importante perché dà al clinico, al chirurgo ma anche all'oncologo delle informazioni fondamentali per poi mirare al meglio i trattamenti successivi. Adattare dunque le cure alla persona che abbiamo davanti, siamo tutti uguali ma tutti diversi, esatto. Quindi la frontiera futura è sostanzialmente quella di andare a predisporre dei farmaci con, adesso io magari sono una profana in questo ma mi smentirà lei,
dei dosaggi o delle particolarità nella loro composizione che vadano a soddisfare la necessità di quel determinato paziente. Di quel paziente, di quel tipo di, in questo caso parliamo di neoplasia, di neoplasia, andando mirati nella cellula neoplastica senza dare dei danni al paziente. Addirittura si sta studiando per fare in modo di inserire dentro la cellula malata un correttore che la faccia tornare indietro. Questo è un po' una visione futura. Dal punto di vista radiologico... Un momento, torniamo un secondo indietro. In che senso? Ci racconti questo far tornare indietro la cellula? Innestare dentro il DNA di una cellula neoplastica che evidentemente è impazzita dal punto di vista della sua regola di duplicazione, riparare quel pezzetto di DNA che ha sbagliato. Certo. E per tornare, far sì che la cellula ritorni a riordinarsi e quindi non essere più fuori controllo. Questo è un futuro che già c'è in realtà in qualche modo, ma su cui si sta valutando sempre di più in modo di andare miratissimi. Siete fiduciosi? Io ho sentito parecchi medici anche nei nostri approfondimenti che facciamo che sono molto fiduciosi nel futuro anche prossimo. Sì. In questo senso? Siamo molto fiduciosi, sì, sì, sì. Questa è la strada giusta. Una volta, quando io ho iniziato e lavoravo al centro oncologico di Aviano, diciamo, le terapie erano più grossolane, no? Quindi il paziente purtroppo subiva dei danni importanti. Si arrivava anche là a dei risultati. Oggi come oggi arriviamo ai risultati senza dare dei danni al paziente. E come ci dimostra questo grafico che abbiamo fatto vedere poco fa e che magari riusciamo a far rivedere, eccolo qui, dal 2006 al 2021, come già lei ci diceva, la mortalità è ben diminuita, e sono proprio stati questi gli anni in cui è esponenzialmente aumentato lo studio anche di questo tipo di cure. Questo porta, se posso fare una piccola digressione, anche a delle riflessioni di economia sanitaria, perché noi stiamo offrendo, per fortuna, sempre più strumenti per poter guarire. Questi strumenti, siano loro farmaci, sia il robot chirurgico, siano la tecnologia della radiologia, hanno dei costi. Quindi sappiamo che la disponibilità non è infinita, per cui dobbiamo veramente, e questo lo dico anche a chi ci sta ascoltando, fidarsi di chi, del medico che vi dice di fare quel tipo di indagine piuttosto che un'altra, fidarsi del vostro radiologo in questo caso che vi accompagna nella diagnosi migliore, perché altrimenti rischiamo di affidarci al famoso dottor Google e quindi vogliamo di tutto e di più senza un ordine. Ma questo è per dare il meglio al paziente, ma anche per razionalizzare al meglio le risorse, perché altrimenti andremo a non averne abbastanza. Certo. E l'Italia, per fortuna, rimane un paese dove la sanità è assolutamente garantita a tutti, e questo è una cosa meravigliosa. Sistema sanitario nazionale, insomma, da tutelare. Passiamo alla prossima slide, dottore. Rimaniamo sui tumori, parliamo di tumori. Neoplasie, sì, questo è un focus invece sui dati del Veneto proprio. Ce lo racconti? Vediamo che diciamo, le tre principali neoplasie nell'uomo sono la prostata come al primo posto, colon, retto e polmone, mentre nella donna abbiamo la mammella, colon, retto anche nella donna e poi polmone. Quindi queste neoplasie sono quelle che maggiormente incidono sia nell'incidenza della malattia ma anche nella mortalità. Se vediamo la torta lì a destra vediamo anche la percentuale di incidenza, il 16% quindi sono tumore alla mammella, l'11% prostata, il 10% colon retto, intorno al 9% il polmone. Se noi riuscissimo e abbiamo delle ottime armi radiologiche per fare una diagnosi precoce di queste neoplasie, cadremmo nei stadi iniziali della malattia, per cui una percentuale di guarigione altissima. Poi vedremo proprio sulla mammella cosa vuol dire questa percentuale di guarigione, che è veramente altissima. E come dicevo prima, se andiamo a vedere la diapositiva dopo, cosa abbiamo noi a disposizione? I vari strumenti, le varie metodologie. L'ecografia, l'ATAC, la risonanza,
la mammografia. Non ho messo in ordine queste cose per importanza, perché anche questa è una cosa che dobbiamo sottolineare. Non è che la risonanza è sempre meglio dell'ecografia. L'ecografia a volte risolve delle problematiche diagnostiche che in risonanza non risolve. Per cui anche faccio un appello a chi ci ascolta, torno a sottolineare, ascoltate sempre il clinico, il medico che vi ha in cura e cercate di seguire quello che lui vi vuole indicare, perché immagino che per chi non è competente giustamente dice beh, la risonanza è l'esame più forte che posso fare, invece non è proprio così, a volte sì, a volte no, a volte è meglio fare un'ecografia. E capita nel nostro reparto che certi esami li convertiamo in altri. Okay. A seconda dei casi? A seconda dei casi, perché noi dobbiamo arrivare a dare la massima efficacia al paziente, dare una risposta il più velocemente possibile. Ci sono dei pazienti che hanno delle resistenze in questo senso? Nel senso che arrivano da voi magari già consapevoli di avere un qualsiasi tumore, adesso non scendo nel dettaglio, e che faticano ad accettare. Sì, esistono questi casi, esistono e si risolvono con una cosa molto semplice, il dialogo. Certo. La comunicazione è la strada maestra per poter confrontarsi col paziente, spiegargli bene le cose e fargli capire. E il paziente capisce. Certo, ma infatti è questo che anche la direzione un po' in cui sta andando la medicina, non solo l'umanizzazione delle cure, ma anche questo, in realtà l'umanizzazione delle cure comporta anche un rapporto con il paziente in questo senso. Ha visto dei cambiamenti negli ultimi anni anche sotto questo punto di vista? Sì, ne ho visti, ne voglio vedere di più. Ed è uno dei punti saldi anche dell'unità che dirigo. Il radiologo viene visto in genere come una persona dietro gli schermi. Un facente funzione. Esatto, uno dietro che non ha rapporto col paziente. Il paziente in genere ha più rapporto col tecnico quasi, quando gli sta facendo l'esame, certo. No? Ed è perfetto, il tecnico è la figura fondamentale che accoglie il paziente, lo sistema sulla macchina che deve fare l'esame, gli spiega, però noi possiamo agire a monte dando delle informazioni ben precise su cosa andrà a fare il paziente, qual è l'esame che andrà ad affrontare, quindi anche noi lo chiamiamo consenso informato, che dà una sfumatura quasi medico-legale, no? Ma in realtà quel consenso informato è molto importante perché il paziente capisce cosa vuol dire andare a fare una risonanza della prostata, deve essere ben consapevole di questo. E il medico, sempre di più, anche il medico radiologo, dico, deve comunicare col paziente, certo. Sia nel pre-esame sia anche la diagnosi. Dunque, dottore, se lei è d'accordo, sono le 14 in punto, mandiamo qualche minuto di pubblicità e poi entriamo nel dettaglio, certo. E parliamo di prevenzione, entriamo nel dettaglio di tutto quello che abbiamo poi già accennato. Perfetto. In questo momento. A tra poco. Grazie. Tornati in diretta con l'approfondimento dedicato alle tematiche della sanità. Oggi parliamo di innovazione tecnologica in radiologia per una prevenzione sempre più efficace. Proprio di prevenzione parliamo in questo momento, ci eravamo lasciati prima della pubblicità, stavamo parlando delle varie metodologie in cui la radiologia interviene e su come interviene. Il dottore, che presento di nuovo, Luca Cancian, direttore della radiologia dell'ospedale di Conegliano Vittorio Veneto, è qui in nostra compagnia per aiutarci in questo racconto, in queste spiegazioni. Insomma, prima della pubblicità lei ci diceva i nostri pazienti, le persone si devono fidare, insomma, dei consigli e del sì. percorso che viene loro indicato, e dunque un percorso che mira sempre di più, quello medico del sistema anche sanitario nazionale, alla prevenzione. Prevenire è spesso certo. curare sostanzialmente. Certo. Prevenire e curare, salvare vite, e se posso dire, sempre con l'ottica di economia sanitaria, risparmiare. Certo. Perché una prevenzione porta poi a una spesa ridotta di trattamenti, quindi è fondamentale per tutti. Assolutamente. E dunque parliamo di prevenzione, facciamo dei focus, dottore, ci racconti sì. lei su cosa tratteremo in questo momento? Ma sempre basandoci
sull'argomento della giornata, quindi cosa la radiologia può dare nella prevenzione. Parlerei intanto della parte cardiovascolare, perché negli ultimi 15-20 anni la radiologia è riuscita a fermare il cuore. Cosa vuol dire? È riuscita a studiare il cuore in tutti i suoi aspetti. Il cuore è un organo sempre in movimento, ovviamente, per fortuna, no? Finché si muove noi siamo qua che parliamo. E quindi è come se tu dovessi fare una fotografia a una Formula 1, devi avere una macchina fotografica in grado di fermare l'attimo in questa velocità. Ecco, la tecnologia che è sempre stata in evoluzione ci permette oggi di fotografare con l'ATAC il cuore come se fosse fermo. Questo cosa comporta? Comporta che noi possiamo studiare benissimo le coronarie. Certo. Qua vediamo un'immagine di un cuore sano, normale, vedete sulla sinistra c'è l'immagine TAC come viene acquisita con il mezzo di contrasto, sulla destra c'è una diciamo, riformattazione in 3D per vedere meglio dove si distribuiscono le arterie coronarie. Cosa serve questo esame? Serve a stratificare il rischio del paziente di avere una patologia coronarica. Certo. Ed è fondamentale, perché noi possiamo anticipare le possibilità che ha un paziente di avere un infarto, parlandoci in maniera, diciamo, semplice, no? Assolutamente. E quindi è un esame che oltretutto, grazie a tante innovazioni, tra cui non ultima l'intelligenza artificiale, di cui mi piacerebbe parlare dopo. Certo, dopo ci facciamo un focus. Consente di ridurre drasticamente la dose di raggi. Noi ricordiamoci che quando parliamo di TAC, radiografie, mammografia, abbiamo sempre dall'altra parte un bilanciamento con le radiazioni che noi diamo al paziente, e le radiazioni non sono benefiche. Certo. Quindi più le radiazioni sono basse, più siamo tranquilli. Adesso noi con una CardioTAC diamo molte meno radiazioni rispetto a una coronarografia, che era l'esame obbligatorio una volta per poter studiare le coronarie. Dottore, ci racconta questa foto più nel dettaglio? Insomma, Sì. Vediamo una riproduzione in 3D del cuore che difficilmente siamo abituati a vedere con così tanta nitidezza. Come diceva lei, anche il poterlo fermare nell'istante senza che si muova aiuta anche voi medici, Sì, ovviamente. ci aiuta a studiare, vedete quelle cose bianche sono le coronarie, partono dalla aorta, ci aiuta a navigare, poi navighiamo noi proprio anche dentro il lume della coronaria per vedere se ci sono delle placche, delle calcificazioni, dei punti dove la coronaria tende a chiudersi. Lo stesso esame poi viene, se lo vediamo sulla parte destra, che quindi c'è questa ricostruzione in tridimensionale, riusciamo a capire quanto bene studiamo queste coronarie. Vede come sono belle nitide questi vasi che avvolgono il cuore. Quindi questo è permesso grazie alla tecnologia, che è talmente veloce, più veloce di un battito cardiaco, perché altrimenti vedremo tutto mosso, come se fosse una foto mentre uno si sta muovendo. E tutto questo riducendo drasticamente la dose di raggi. E anche ormai riducendo anche la quantità di contrasto, che è quella sostanza che viene messa in vena al paziente per poter poi opacizzare, quindi far diventare bianche i vasi, le arterie, le vene, quello che serve. Okay? Lo studio che va di pari passo all'innovazione. Studio che va di pari passo all'innovazione. Noi poi abbiamo un modello di lavoro a cui io tengo molto, lavoriamo sempre col cardiologo. E quando facciamo gli esami, anche stamattina c'era una sezione di CardioTAC, quell'esame che avete visto prima, c'è il tecnico di radiologia, c'è il medico radiologo e c'è il cardiologo, perché l'interpretazione finale poi è tecnica e clinica. Assolutamente. Quindi, ed è la direzione dove sta andando la medicina. Sì, sì. La radiologia poi deve essere assolutamente clinica, cioè non deve essere una foto fine a se stessa, deve essere un'informazione che dà poi delle cose sostanziali per il proseguimento delle terapie e la mira delle terapie. Per fare questo, insomma, c'è bisogno, come diceva lei, del dialogo non solo con il paziente, ma anche di creare un team attorno al paziente. Sì. E come siamo messi? Ce la stiamo facendo? Sì, siamo messi molto bene in Veneto su questo.
c'è stato fin da un bel po' di anni fa l'instaurarsi dei cosiddetti PDTA, che sono dei percorsi diagnostici mirati per il paziente, che prevedono che ogni paziente venga discusso in un tavolo dove attorno a questo tavolo ci sono tutti gli specialisti che sono lì per curare il paziente. Quelle cose che vediamo nei film, sostanzialmente. Quelle cose che vediamo nei film. Succedono davvero. Fatte con la pizza sul tavolo invece che l'hamburger, però diciamo facciamo così in modo che noi ruotiamo intorno al paziente. Non è il paziente. Il paziente ha alla fine la sua indicazione migliore in assoluto, che può avere senza che lui debba girare da vari specialisti. Noi ci troviamo attorno a un tavolo e decidiamo il percorso migliore per lui. Si dice, dottore, andiamo avanti, abbiamo visto la cardioTAC, andiamo alla cardiorisonanza. Sì, la risonanza che, come dicevo prima, utilizza invece dei campi magnetici, quindi è meno impattante dal punto di vista fisico, perché il campo magnetico non è nocivo, e permette di studiare il cuore da un punto di vista un po' diverso, cioè ci permette di studiare meglio la parte del miocardio, cioè del muscolo cardiaco proprio. E qui sono varie sequenze, il cuore avete visto di fronte, visto di lato, e oltre ad essere anche un esame che ci consente di studiare bene la parte del miocardio e le valvole, è un esame funzionale, perché noi possiamo vedere il cuore proprio mentre batte e quindi vedere la sua cinetica. Ho portato un piccolo filmato, se riusciamo a vederlo, sì, ora, mi fareste una cortesia. Andiamo subito e vediamo anche, probabilmente c'è anche l'audio, dottore, giusto? Ma spero di no. Non interessa, ok. Eccolo qui. Ecco, vedete, lì vedete il cuore, questa è una risonanza, vedete che il cuore batte. Secondo me è un'immagine meravigliosa questa qui, no? Vedere questo cuore che batte è meraviglioso. Puoi pure fermare. Ecco, questo è quanto ci può dare un esame di risonanza magnetica a livello cardiaco. Quindi noi, con queste due metodiche, TAC che studia più la parte diciamo vascolare, quindi le coronarie, e risonanza che studia più la parte cinetica e del muscolo cardiaco, riusciamo ad avere delle informazioni che anni fa non riuscivamo assolutamente ad avere. La risonanza è un po' uno spauracchio dello sportivo agonista, sì, perché se troviamo dei difetti del miocardio a volte succede che lo sportivo viene fermato nella sua attività, perché ci sono delle cicatrici, delle situazioni dove predispongono alla morte improvvisa. Purtroppo ne abbiamo viste, no? Di morti improvvise. Certo. Sì, che magari a volte non ci si spiega, magari dei giocatori accasciati a terra che non ci spieghiamo. Esatto. E in quel caso, scusi, una mia curiosità, atleti super controllati, come possono succedere questo tipo di disavventure? L'atleta super controllato sicuramente ha fatto delle valutazioni, ci saranno altre situazioni che subentrano, okay, che magari non sono state poi monitorizzate, approfondite. Ricordiamoci che noi qua nell'ULSS 2 abbiamo un servizio di medicina sportiva eccellente che sta studiando proprio questo nei giovani, cioè l'impatto cardiologico nell'attività sportiva del giovane, e si rivolge a noi radiologi proprio per fare queste cardiorisonanze in prevenzione di patologie importanti. Certo. Quindi stavamo parlando, dottore, della cardiorisonanza, abbiamo visto insomma battere questo cuore. Ci racconti meglio questa immagine del cuore che abbiamo visto? Sì, quell'immagine che avete visto è praticamente la cinetica che succede ogni secondo nel nostro corpo, cioè il ventricolo che si stringe e fa uscire appunto il sangue verso l'aorta, e l'atrio che poi si apre per fare entrare il sangue di nuovo nel ventricolo. Quello che ci succede tutti i secondi in cui siamo qui. E a seconda di questa cinetica noi la studiamo e vediamo se per esempio c'è un'alterazione della motilità del miocardio, e quindi andiamo a intuire con delle valutazioni raffinate, diciamo l'esame è diciamo, lungo di suo, ma il post-processing, cioè la valutazione poi che spetta al radiologo e al cardiologo, necessita parecchio tempo, per essere molto attenti nel vedere anche il minimo segnale di problematica.
E tutto questo senza dare nessun danno al paziente, perché la risonanza, come dicevo, non è assolutamente nociva. L'unico problema che ha il paziente è stare tranquillo e fermo per un'oretta finché studiamo il suo cuore. Certo, perché comunque appunto ricordiamo che per ottenere questi risultati ci vuole anche del tempo. Del tempo e delle apparecchiature anche performanti. Assolutamente. E come dicevo, noi le abbiamo in Veneto, ne abbiamo in tutti gli ospedali, per cui... Secondo lei ci sarà un prossimo futuro in cui anche questo tempo diminuirà? Sì, sta già diminuendo grazie all'intelligenza artificiale. È uno dei punti dove l'intelligenza artificiale in ambito radiologico sta dando un po' il meglio di sé, perché uno si immagina l'intelligenza artificiale come il robot che ti fa la diagnosi, cioè legge per te l'immagine. C'è questo, che non dico sia marginale, però diciamo in questo momento è forse in secondo piano rispetto a quello che può darci l'intelligenza artificiale nel migliorare l'esame e nel gestire queste immagini nel più velocemente possibile, quindi ridurre molto il tempo di acquisizione, che vuol dire miglior comfort per il paziente. Sono anche rassicurazioni queste che sta dando anche a chi ci sta ascoltando. Abbiamo un'altra diapositiva che ci spiega ora il dottore. Cosa stiamo guardando? Questa è sempre, siamo sempre nell'ambito cardiovascolare. Questa è una sequenza che dico semplice per me che sono del settore, ma tecnicamente non è difficile da eseguire, che vede i vasi arteriosi e anche venosi, se vogliamo, cerebrali, senza l'utilizzo del mezzo di contrasto. Si chiama TOF questo tipo di sequenza, e quando ci arriva un paziente a fare la risonanza che magari soffre di cefalea, io l'ho fatta mettere nel protocollo, perché da una sequenza innocua, senza contrasto, senza niente, noi potremmo già vedere se c'è un piccolo aneurisma e quindi andare a prevenire un evento che magari avviene dopo un bel po' di anni. Per cui quando c'è il paziente che viene a fare un esame cerebrale per qualche motivo, specialmente per cefalea di cui non si capisce bene, questa è una sequenza che può veramente salvare la vita. Era un esempio, diciamo, che ho messo per la patologia cardiovascolare, in questo caso nella prevenzione dell'ischemia cerebrale, no? O degli aneurismi. Quindi insomma anche qui le tecnologie aiutano, aiutano tantissimo. E poi magari ci soffermeremo anche a parlare di innovazioni. Stiamo parlando comunque di prevenzione in questo momento e passiamo dal principale fattore di morte che lei ci aveva presentato all'inizio dell'approfondimento, che è appunto il tumore al seno. Esatto. Ecco, purtroppo l'incidenza è un po' impressionante, nel senso che in Italia una donna su 8 si ammala di tumore al seno. E detta così, insomma, è un dato abbastanza allarmante, no? Se poi andiamo a vedere l'incidenza nelle varie classi di età, vediamo che la maggior parte dell'incidenza, cioè il 40%, avviene tra le donne entro i 50 anni, mentre dai 50 in su comincia a calare. Ecco che dicevamo la prevenzione, quindi lo screening anticipato. Però la notizia bella, se noi andiamo avanti sempre con un'altra diapositiva, è che la sopravvivenza è molto alta. Abbiamo l'87% di sopravvivenza a 5 anni. Se poi andiamo a classificare secondo lo stadio, cioè lo stadio di malattia, più piccola la malattia, cioè stadio 1, la sopravvivenza diventa il 99%. Si può dire guarigione, l'obiettivo è il 100%. No, ma ci siamo ormai. Se è uno stadio secondo abbiamo il 90%, comunque è molto alta come tipo di sopravvivenza. È chiaro che se andiamo negli stadi più avanzati la sopravvivenza cala. Ecco perché la diagnosi precoce è l'arma vincente. E se vediamo quello che il Veneto fa su questo, e fa tantissimo, cioè sullo screening del tumore alla mammella, vediamo i dati, questi sono molto recenti, del 2023, vediamo che intanto c'è un'adesione molto alta e questo è un motivo di orgoglio, perché l'adesione allo screening vuol dire che le donne sono sensibilizzate e accedono volentieri. Vi ricordo che lo screening avviene per invito da parte dell'ULSS, arriva una lettera a casa e vi invita di andare a fare la mammografia. Quando vi arriva questa lettera andateci, perché entrate in un percorso di diagnosi molto sicuro e molto accurato. Detto questo, abbiamo un'adesione molto alta,
Nel 2023 sono state fatte circa 274.000 mammografie. E parliamo di tutto il Veneto. Tutto il Veneto. Interessante di questo dato è che di queste 274.000 ecografie sono state richiamate per fare un approfondimento, cioè cosa vuol dire? La donna fa lo screening, si reca all'ospedale di riferimento, il tecnico fa l'esame, quella mammografia viene letta da 2 radiologi indipendenti uno dall'altro, quindi uno non sa dell'altro. Se uno dei 2 alza una mano, dice no, qua per me c'è un dubbio, la donna viene richiamata e si fa un approfondimento che può essere un'ecografia, una risonanza, una biopsia, dipende. Certo. Quindi sono state richiamate circa 14.000 donne, di queste 14.000 il 12% hanno purtroppo trovato una neoplasia. Quindi primo messaggio che voglio dare, andate allo screening, se c'è un richiamo non impanicatevi, cioè se c'è un richiamo quasi sicuramente non è nulla. Se in questo richiamo c'è un tumore, di questi 1.800 tumori trovati, ben 1.100 circa erano di primo stadio, di stadio precoce. Quindi abbiamo salvato la vita, siamo arrivati a dare una prospettiva di guarigione altissima a tantissime donne con questo sistema. Ma la Regione Veneto vuole fare di più perché si sta parlando, come dicevamo prima, di anticipare lo screening. Quindi da quest'anno lo screening si anticipa dai 45 anni. Da quest'anno 2025? Dal 2025. Quindi dai 45 ai 49 anni, poi dai 50 si accede come prima, c'è questo modello di screening che voi vedete, dove addirittura, utilizzando anche qua la tecnologia più nuova, la donna fa la mammografia, si calcola la densità della mammella. Cosa vuol dire? Vuol dire che più c'è ghiandola, più la mammella vuol dire che è densa, più è probabile che ci sia, che possa nascere un tumore, non che ci sia, che possa nascere dalla ghiandola, ma più difficile è vederlo, perché la ghiandola è molto bianca. Quindi se la mammella ha una densità bassa, cioè molto adiposa e poco ghiandola, quindi A o B, la donna poi farà una mammografia normale ogni 2 anni come nello screening precedente. Se invece è molto densa, la probabilità è alta perché le donne sono giovani in questo caso, perché la mammella poi perde densità dopo la menopausa, andremo a fare una mammografia in tomosintesi. Dottore, abbiamo al telefono qualcuno che ci chiama. Buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno, Luciano da Divenzano del Garda. Buongiorno Luciano, ci dica. Volevo fare una piccola 2 domande al dottore. Siamo qui. Io ho 78 anni e 4 mesi, mia madre è morta purtroppo, è stata operata verso i 52, 4 figli, è morta dopo 4 anni. Sa, allora non c'erano tutte quelle cure che ci sono adesso. Certo. La domanda è questa: mia sorella non ha preso il tumore al seno, una figlia femmina sola, ma può andare io ho una figlia, può andare sui nipoti, queste malattie. E l'altra cosa, io dico la mia cosa sulla salute, bisogna dire a tutti, uomini e donne, che mangiano un po' troppo male, mangiano troppo poca verdura e frutta, fanno troppo poco sport, diciamo. Io a 78 anni e 4 mesi vado ancora in bicicletta, ho giocato calcio fino a 60 anni, e il fumo, dottore, dite sempre, partite col dire il fumo fa male, male al portafoglio e ai polmoni, il fumo. Mi sono morti cognati, amici, prima di 60 anni, sanissimi, dottore, sanissimi. Sì. Io sono 40 anni che ho una gastrite cronica, sono ancora vivo e vegeto. Vi saluto, grazie, buongiorno. Grazie a lei. Grazie allora, di questo intervento. Innanzitutto, il fumo fa male. Il fumo fa male e il signore ha veramente centrato un tema importante che è la prevenzione primaria. Certo. Per noi qua parliamo di prevenzione secondaria, cioè intercettare il problema il prima possibile. Certo. Ma la mammografia non previene l'insorgenza del tumore.
se noi agiamo anche con la prevenzione primaria, cioè mangiare bene, come diceva lui, fare attività fisica, Certo. non fumare, sono le regole. Questo aiuta anche poi alla domanda prima che ha fatto il signore che ci chiamava dal Garda, l'ereditarietà Certo. dei tumori. E anche in questo senso la radiologia può fare tanto, perché poi si adottano, come lei ci diceva prima, delle metodologie di screening completamente diverse basate sulle necessità del paziente. Se rimaniamo sul tumore al seno, di cui parlava anche il signore, se c'è un'ereditarietà comprovata geneticamente, oggi lo possiamo comprovare con il BRCA1 e 2, che ricordiamoci riguarda seno e anche ovaio, e la donna viene presa in carico nella regione qui con un protocollo di screening diverso, perché deve essere purtroppo molto più frequente, in genere sono donne giovani, e si alterna anche con la risonanza, quindi si fa mammografia, dopo 6 mesi risonanza, dopo un'altra mammografia, quindi si alterna una volta all'anno mammografia e risonanza. Questo quello che ci chiedeva era se la sua figlia, quindi la nipote di questa signora purtroppo deceduta ormai un po' di anni fa, potrebbe avere questo tipo di problemi nel suo futuro. Ma diciamo che la parentela c'è, non è così stretta, bisognerebbe fare delle indagini genetiche su questo. Non c'è una correlazione a questo grado di parentela così sicura. Ecco. Oltre alla parte genetica, ricordiamoci, c'è la familiarità. Certo. Quindi comunque è un consiglio che do a tutti, andate a vedere un po' che familiarità avete, perché anche nel tumore alla prostata non è ancora stato chiarito una genetica chiara, ma sappiamo che se c'è una famiglia dove è frequente questo tipo di neoplasia è più probabile. Così anche col pancreas, anche Verona sta studiando questa cosa, se c'è un parente stretto che è deceduto per questo bisogna attenzionarsi un po' di più. Certo. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Antonella. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo, per quanto riguardava la prevenzione e lo screening, volevo fare un plauso all'ULSS 3 di Milano, che praticamente facendo la prevenzione con la mammografia mi hanno trovato un linfoma di Hodgkins. E infatti sono andata a fare la mia mammografia, perché io gli screening li faccio tutti, dal colon, cioè tutti quanti, e infatti ho fatto la mammografia a Milano. E dopo neanche una settimana che l'ho fatta mi hanno chiamato dicendo che ci sono delle immagini che non si vedevano bene, che dovevano farle un momentino più intense, e mi hanno mandato all'Angelo di Mestre. All'Angelo di Mestre mi hanno fatto una mammografia molto più completa, infatti mi hanno trovato un nodulo non al seno ma ascellare, preso proprio in tempo. Ho cominciato subito con le chemioterapie e diciamo che io proprio domani ho il controllo con l'oncologo. Ho fatto tutte le mie PET, ho fatto tutte le TAC, però mi ha detto: signora, l'abbiamo preso proprio in tempo. Perciò volevo dire a tutte le donne, agli uomini, ai vari screening, che io conosco diverse persone che non li fanno, di andarli a fare, perché ti salvano veramente la vita. Perciò niente, questo è il mio applauso all'ULSS 3 di Milano, che praticamente mi hanno preso in tempo, insomma. Questo è quello che volevo. Signora Antonella, grazie mille della sua testimonianza. Dottore, siamo veramente in chiusura di trasmissione, non abbiamo parlato di quello a cui lei teneva di più, ovvero l'intelligenza artificiale. Ci sarà modo di farlo, anche perché insomma abbiamo visto anche gli sviluppi e le innovazioni in questo senso. È bellissimo sentire queste testimonianze. Sì, veramente Nel bello. senso, oltre a quello che noi possiamo dirci qui, ci sono veramente le persone che poi affrontano questo percorso duro, però che anche dai numeri che lei ci ha dato insomma vedono il futuro. Certo, e mi fa molto piacere poi che gli sforzi che il Servizio Sanitario fa per organizzare questi screening vengano accolti, vengono utilizzati per poi veramente risolvere problematiche come nella signora sarebbero diventate veramente importanti se lasciate lì. Per cui questo è il miglior premio al nostro lavoro. Un flash, un minuto che ci resta, intelligenza artificiale, quali sono le prospettive del futuro prossimo?
Beh, le prospettive che già in ULSS-2 facciamo sono l'aiuto nella diagnosi proprio del tumore al seno, quindi è un sistema sdoganato a livello internazionale per cui aiuta il radiologo nell'identificare queste lesioni che a volte sono difficilmente visualizzabili con la mammografia. Come dicevo prima, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel migliorare le indagini, nel ridurre la dose radiante con la TAC, nel velocizzare la risonanza, e il passo successivo sarà anche nel gestire al meglio il percorso del paziente, che non abbia 1000 cose fatte di qua, fatte di là, certo, dove si fa fatica poi a raccogliere e tirare le fila. Questi sistemi ci daranno una grossa mano. Ricordiamoci che c'è sempre l'uomo che decide e fa. certo. E ci consentirà di avere più tempo per stare accanto al paziente, come ho messo nell'ultima diapositiva, se riesce a farla vedere, che secondo me è quello che io mi auguro, il paziente vicino alla persona con cui parla, comunica, rassicura, dà sicurezza e fa affrontare il suo percorso al meglio. Un'umanizzazione delle cure che va Sì. di pari passo con l'innovazione tecnologica, l'aiuto dell'intelligenza artificiale che è spesso dibattuta ma che in realtà a livello pratico sta Sì. aiutando tantissimo medici Assolutamente. di tutto il mondo. Io ringrazio per essere stato con noi e per questo approfondimento Luca Cancian, direttore della radiologia all'ospedale di Conegliano Vittorio Veneto. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Allora rimandiamo un'altra puntata, l'analisi dell'intelligenza artificiale applicata anche alla sua materia. Grazie ancora, grazie a voi per essere stati con noi e averci seguito fino a qui. Vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.